Per una rapina al supermercato di via Umberto Bonino a Messina, polizia e carabinieri hanno arrestato due uomini, un ventenne e un 48enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Il ventenne avrebbe fatto irruzione all'interno del supermercato intorno alle 14 di ieri e sotto la minaccia di un taglierino si sarebbe fatto consegnare dall'addetto alle casse l'incasso della mattinata quantificato in circa 500 euro. Subito dopo il soggetto si sarebbe dileguato a bordo di una macchina dal complice 48enne che lo attendeva all'esterno. Le attività investigative compiute nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria hanno consentito di giungere rapidamente all'identificazione dei presunti autori della rapina. Le immediate ricerche, grazie al coordinamento tra le forze in campo, hanno consentito di individuare e rintracciare i due soggetti ritenuti essere gli autori della rapina. Il 48enne è stato intercettato dalle volanti della polizia, mentre il ventenne è stato rintracciato dai militari dell'Arma ed entrambi sono stati fermati. L'autorità giudiziaria ha disposto che venissero trasferiti in carcere a Gazzi, dove rimangono a disposizione dei magistrati in attesa dell'udienza di convalida.